L'omicidio di Stefano Cucchi, la sentenza della Cassazione che ha condannato per il pestaggio i 2 carabinieri mette la parola fine ad un calvario giudiziario lungo 13 anni, una battaglia che ha lasciato ferite profonde su una famiglia che non si è mai arresa. Giovanna Cucè. Rifarei tutto, ma voi mi avete vista in questi anni, vi ricordate com'ero 13 anni fa? Questo era mio fratello, non era quel volto sfigurato che avete visto dopo la sua morte, né tantomeno. Io credo che il mio volto, l'espressione del mio volto racconti tutto quello che abbiamo pagato, il prezzo carissimo di questi anni. Dietro le rughe che oggi solcano il volto di Ilaria Cucchi ci sono 13 anni di processi, di inchieste chiuse troppo in fretta, di archiviazioni, di assoluzioni. Una battaglia in cui tutto più volte ha avuto un punto e ha riportato la questione all'origine, come nel 2014. Tutti lì eravate convinti che sarebbe stata la fine di tutti, anche Fabio Anselmo era convinto di questo. Io continuavo a dirgli: guarda Fabio che ti sbagli, abbiamo vinto. Ogni tappa dei processi sulla morte di Stefano Cucchi ha lasciato un segno nella mente e nel corpo di chi l'ha vissuta. Chi ha provato a dare una parola di conforto alle nostre famiglie? I genitori del geometra romano, ucciso dopo il brutale pestaggio dei carabinieri che lo avevano in custodia, non hanno mai perso un'udienza, soltanto la malattia li ha fermati. Impronta anche questa di un tempo lunghissimo trascorso nell'attesa di giustizia, un tempo che ha lasciato sofferenza e provocato dolore. Come quando dissero sì alla richiesta dell'avvocato Fabio Anselmo di mostrare le foto del volto tumefatto del loro figlio, una foto che fu presa di coscienza collettiva. Il primo pensiero qual è stato? Ovviamente mio fratello, al quale finalmente potrò dire addio. Il punto sull'andamento della pandemia, in studio Giuseppe Rizzo.